Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi vi riporto di nuovo a Chieti a Musica in Fiera, però vi porto a conoscere i ragazzi di Val Music, che è l'azienda che mi ha permesso di venire a Musica in Fiera, appunto a Chieti. Quindi io dopo la sigla vi rifaccio conoscere, vediamo un pochettino, sarà un video dedicato interamente a loro. Siamo in compagnia di Giorgio Verderosa, Pasquale Riccio, Paolo Giordano, Glauco Di Sabatino, Daniele Mammarella, Max Tempia, Zago, Massimo Dragonati. Facciamo un'intervista diversa. Gavino Locche. Daniele, benvenuto. Allora, ci troviamo con Marco di Val Music, Mario di Vedo! If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. sembra la fiera? È tutto molto bello, perché c'è bisogno di questi eventi in Italia, perché non ce ne sono praticamente più, ci sono appunto delle cose sporadiche in varie regioni e quest'oggi si respirava un grande entusiasmo e una grande voglia di suonare, di fare musica, di dare quella vitalità al comparto strumenti musicali che ultimamente aveva perso, diciamo, negli ultimi anni. Eh sì, infatti io posso dire che
non mi ricordavo neanche io, che avevo partecipato a batterica, musica, elettrica, e tutto qua, eccetera. elettrica. Pure io ci ho partecipato 4 volte. Elettrostatica, vedi? Però devo dire che qua secondo me questo è il primo anno e non sarà sicuramente l'ultimo, sarà il primo di una lunga Sì, serie. lo penso anch'io. E ho trovato rispetto anche, io mi ricordo, non so, il Sim a Milano, No, Marche quello io ero Musica, dove- quelle io ho co- visto il Disma. Da dovevi nascere Devi ancora nascere. A parte che mi sono divertito, però ho trovato un bello entusiasmo, spirito, ragazzi giovani, musicisti bravi. Sai che c'è ancora qualcuno che studia? Vai, che ci fai? La canzone del sole? Yes! Beh, come ti è sembrata la fiera e soprattutto lo stand di Val Music, che è uno dei più grandi della fiera? Sì, assolutamente. Allora, per quanto riguarda la fiera, sono contento innanzitutto per questa bellissima opportunità, sia per me che per altri giovani musicisti. E poi è la prima edizione, quindi insomma va incentivata. Sì. Ma soprattutto in un posto bello come questo, grande, tantissimi stand, tantissimi marchi. E quest'oggi sono qui con la Val Music e sono contentissimo di rappresentare le chitarre Richwood distribuite da loro, che per me sono forse uno dei marchi di chitarra acustica più belli attualmente sul mercato. Allora, innanzitutto ho visto che c'è una chitarra un po' particolare in questo live. Hai usato una chitarra che addirittura aveva 2 jack di ingresso e poi aveva il buco tappato da una cosa, penso, metallica, eccetera. Che chitarra era, cos'era, eccetera? Allora, era una Mason, è una Signature Gavino Locke che è stata fatta ad aprile, è stata presentata alla fiera di Francoforte, il Music Mess. È una chitarra costruita su mie specifiche, quindi una chitarra particolare, scala corta, con un manico molto particolare. Pick up, ho 2 uscite perché ho un pick up a 3 vie, posso decidere se utilizzarlo in mono e quindi uscire con un solo cavo normalissimo, oppure splittare il segnale, per esempio pick up piezo su un canale e microfono su un altro canale. Semplicemente quello, perché così posso mixare il microfono in base alle mie esigenze per le percussioni, ad esempio, e non per il suono della chitarra, quindi evito risonanze. Questa cosa qua, insieme al tappo, quello che hai visto tu in metallo, è quasi un comunissimo tappo da buca per chitarra, ma in più ha all'interno un sistema che funge da umidificatore o deumidificatore. Un brevetto in una ditta coreana che è installato, serve per evitare problemi di feedback causati dal microfono sui grossi palchi. Bene.
Eccoci di nuovo in fiera, a Musica in Fiera di Chieti. Siamo in compagnia di Giorgio Verderosa, ecco, chitarrista, acustico, flamenco e classico, elettrico, all'occorrenza. Ecco, come vedi innanzitutto come la fiera? Innanzitutto vedo che questa fiera per la sua prima edizione è veramente molto carina, molto ben organizzata, persone molto simpatiche, disponibili, abbiamo molti espositori, molte ditte. Io sono qua per la Val Music perché sono un endorsement di queste chitarre che sono Che chitarra è? Una Mason, è una chitarra, nel mio caso l'ho scelta a Cutaway con spalla mancante, una dread perché mi piace imbracciare chitarre che sono grandi, che hanno una profondità sonora importante e quindi mi trovo molto bene. E poi vedo anche questa ditta veramente molto accogliente, dà un bellissimo spazio agli artisti, dà la possibilità di esprimersi, di provare tutti questi gioielli di chitarre che abbiamo. E ieri già l'affluenza è stata molto importante, ci sono state parecchie persone che hanno avuto modo di constatare la qualità di questi prodotti. Oggi tra l'altro si suppone che ci sia anche molta più gente. Assolutamente sì, perché oggi è domenica, quindi qualcuno un po' meno impegnato con le faccende commerciali, andare a comprare, quindi sicuramente ci sarà un'affluenza più consistente. Pensi di questa fiera abruzzese, la prima fiera fatta in Abruzzo? Devo dire che c'è un feedback molto positivo, vedo che c'è molta gente ed è una cosa importante per l'Abruzzo, è una cosa importante per la musica, per gli strumenti, per le novità e quant'altro. Sono ritornato indietro un po' quando c'erano ancora le fiere, mi ricordo quella di Pesaro che ero molto piccolo, quindi che sto facendo un po' a tutti. Come ti sembra questa prima edizione di questa fiera in Abruzzo? Assolutamente positiva, assolutamente entusiasmante per il fatto che in Abruzzo non ce n'è mai stato uno. E a livello italiano, se giriamo un po' il bussolotto, non ce n'è più. C'è Roma, c'è Milano. Ma Milano è più secondente. Sì, adesso io non la conosco quella di Milano. C'è il film che è molto grossa, anche se non ha la stessa qualità. Però voglio dire, in Abruzzo almeno ci si prova a tirarsi un po' di cultura. Tu hai iniziato questa collaborazione con Val Music e le chitarre Mason, sì, giusto? Sì. Perché e come le trovi queste chitarre?
Perché? Perché io venivo da una collaborazione molto lunga con una marca, tra virgolette, diciamo, prestigiosa, che è la Martin, e successivamente però ho avuto il desiderio di mettere, quando sono stato contattato da loro, quindi da Mario Di Peco, che è il boss, ho avuto voglia di mettere il mio faccione su una chitarra relativamente nuova, quindi dopo averla provata, era uscita da insomma 3-4 anni, non era, è una chitarra estremamente insomma giovane, per cui mi andava proprio di fare il testimonial a uno strumento che già come presupposto è una buona chitarra, però secondo me con tante anche possibilità di crescita. Allora io ti ringrazio di queste parole che ci hai regalato e speriamo di vederci alla fiera del prossimo anno a questo punto. Speriamo non finisca qui. Va bene. Grazie. Ciao ciao.